alle Camere di Verde a Nord-Est a Palazzo Balbi a Venezia per i consueti auguri di fine anno del governatore Luca Zaia. Allora, nell'occasione abbiamo sentito per un bilancio anche l'assessore regionale all'agricoltura Giuseppe Pan, l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, l'assessore regionale alla promozione al turismo Federico Caner e il vicepresidente della Regione Veneto nonché assessore al bilancio Gianluca Forcolin. Andiamo a sentire cosa hanno detto ai nostri microfoni. Capitolo Brexit e dazi USA per quanto riguarda il Prosecco e le altre eccellenze della nostra regione, la regione appunto cosa può fare? Ma gli Stati Uniti sono nostri amici, ci vogliono bene e sanno che un amico non si tratta male. Abbiamo 350 prodotti tipici, 52 vini a denominazione, abbiamo 11 milioni di ettolitri di produzione, 160.000 aziende agricole. Non esistono gli Stati Uniti senza i prodotti agricoli del Veneto, non esiste il Veneto senza gli Stati Uniti. Un altro capitolo è lo zucchero, in cui la regione ci crede, insomma è rimasto solo uno zuccherificio grande che è Ponte Longo, e la barbabietola è una coltura rotativa e la regione insomma ci crede. No, noi sosteniamo questa partita, del resto glielo dice chi da ministro l'ha sostenuta questa partita. E purtroppo pesa molto il Nord Europa, che ha una produzione di barbabietole ovviamente imponente, che vorrebbe cancellare dalle cartine geografiche le nostre produzioni, ma noi dobbiamo difenderla fino in fondo e questo è il compito del Ministero dell'Agricoltura, è il compito anche nostro, ma il nostro è solo una difesa, come si può dire, solidale. Il Ministero dell'Agricoltura può fare la differenza nei tavoli europei. Ai Veneti, alle Venete, che sia un buon 2020 per tutti, che lo sia di serenità, di sincerità e soprattutto che sia di salute, tanta salute per tutti. Il 2019 è stato un anno con molte positività, ma con purtroppo anche alcune disgrazie che abbiamo dal punto di vista soprattutto meteorologico e climatico. Abbiamo avuto vaia, abbiamo avuto mareggiate, alte maree, quindi un anno difficile da questo punto di vista per l'agricoltura, che spesso e volentieri ha subito danni sia in montagna che in pianura, e anche per la pesca e l'acquacoltura, quindi un anno da questo punto di vista difficile, ma in cui noi siamo intervenuti con tante risorse e con anche interventi diretti, quindi questo parliamo subito delle disgrazie. Poi un anno positivo per alcune filiere agricole, in particolare quella vitivinicola che è sempre quella di punta, ma anche positivo per il lattiero caseario, con un'attestazione dei prezzi e delle vendite. Abbiamo visto anche il grana padano, l'asiago con buone fette di mercato e positivo anche per quanto riguarda la carne, quindi anche con un recupero buono dei prezzi anche sui mercati internazionali. È stato un anno importante, abbiamo approvato la legge quadro sulla cultura che da oltre 30 anni era attesa in regione e che va a riorganizzare e riordinare tutto il sistema di norme sulla cultura con uno sguardo forte verso il futuro rispetto anche a quelle che sono le imprese culturali creative che possono creare anche un'opportunità di lavoro e di sviluppo del nostro territorio, oltre che la crescita culturale della nostra comunità. Abbiamo lavorato molto nel settore del cinema, abbiamo visto la costituzione della Film Commission regionale, i bandi a sostegno delle imprese cinematografiche, ma vorrei ricordare poi Veneto 2050, la legge urbanistica che va a stabilizzare il piano casa e dettare le linee della rigenerazione urbana, del contenimento del consumo del suolo, del nuovo modello di Veneto del futuro da un punto di vista della programmazione territoriale, l'impegno nello sport, il sostegno dello sport di base dei giovani, dello sport nelle scuole, quello che abbiamo fatto nella sicurezza per sostenere le nostre polizie locali, per arrivare infine alla governance dei parchi regionali, i nostri 5 meravigliosi parchi regionali che finalmente hanno una nuova governance più vicina alle comunità, alle associazioni, ai territori, per avere una nuova visione di tutela dell'ambiente secondo un modello di sviluppo sostenibile. Insomma, tanta carne al fuoco e tanto da lavorare, ce l'abbiamo messa tutta e guardiamo con fiducia al futuro.
2019 è assolutamente positivo, anche se in termini di dati statistici deve ancora concludersi, perché i dati che abbiamo in mano sono da gennaio a settembre. Però da gennaio a settembre la posizione è assolutamente positiva, perché si parla di una crescita del 2,5-2,6% sia negli arrivi che nelle presenze turistiche. Quindi insomma, se gli ultimi mesi che stiamo vivendo verranno confermati come dato, probabilmente potremo parlare di un altro anno record. Un bilancio importante, ovviamente con tante situazioni, ma tante emergenze, però anche tante risposte al popolo veneto, quindi è stato elencato dal Presidente Zaia nella conferenza appunto di prenatalizia le sfide che ci hanno colto, insomma la questione relativa a un bilancio che non tassa e non va a vessare i cittadini veneti, quindi regione tax free, dove ci sarebbe la possibilità con addizionali IRPEF piuttosto che accise, piuttosto che IRAP, di colpire tra virgolette i cittadini per oltre 1 miliardo di euro. Questo abbiamo preferito lasciarlo nelle tasche del mondo delle imprese, delle famiglie, proprio perché crediamo che siano loro i veri interlocutori per quel volano di crescita, di impresa, ma anche di economia e di occupazione. Quindi andare a tassarli sarebbe stata una beffa, soprattutto in un momento nel quale col Presidente stiamo portando avanti la madre di tutte le battaglie, che è quella dell'autonomia.